sarà contento Tiepolo. Forse Villa Valmarana è meno monumentale di altre ville palladiane, ma ha una ricchezza straordinaria sulle sue pareti, gli affreschi del Tiepolo. Tiepolo affrescò la villa con immagini ispirate a 5 poemi epici: l'Iliade, l'Odissea, l'Eneide, la Gerusalemme liberata e l'Orlando furioso, prendendo spunto da storie d'amore e di guerra dove le donne fanno sempre una brutta fine. Però avete visto che bello? Sembra un film in 3D che noi ci siamo dentro. È incredibile, vero? È un colossal. Qual è la prima cosa che notate in questa parete che è grande? L'oggetto in particolare che notate? Il coltello. Bravo, il coltello che sta per ferire il petto di una ragazza. Questa ragazza è Ifigenia, quello lì è l'indovino calcante. Succede che il papà di Ifigenia, che si nasconde perché ha ragione di nascondersi, guardalo qua, questo qua si nasconde la faccia. Nasconde la faccia. Certo, perché lui vuole andare in guerra, fare la guerra contro Troia, ma alle navi a vela, non c'era il motore, non soffia il vento. Allora si chiede all'indovino il motivo della bonaccia prolungata. È sempre indovino maschio, guarda. E scopriamo che c'è Diana, la dea della caccia, è furibonda con Agamennone perché lui ha ucciso un cervo che è sacro alla dea. Allora, al posto di Ifigenia, Cupido porta una cerbiatta a placare le ire di Diana. E se voi vi voltate vedete che le vele e i vessilli cominciano a sventolare, perché appena succede questo la dea fa tornare il vento, si può partire. Non è meglio di Harry Potter? Sì. Oh, allora attenzione perché qui c'è un'altra stanza, venite a vedere. Che storia sarà questa? Anche questa non la conoscete. Achille? È un poema che voi studierete a scuola, si chiama Iliade ed è la storia di una guerra. La guerra di Troia. Chi sono questi due? Quello lì l'abbiamo già visto, quello lì è Agamennone, quello che si nascondeva dietro al mantello. Adesso questo qua è Achille. Stanno litigando per una schiava. Questa qua bella, Briseide, era la schiava di Achille. Agamennone la voleva lui, e stanno per litigare, ma quella lì è la dea della guerra che li ferma, lo ferma per i capelli e gli dice no, non potete litigare fra di voi insieme dovete fare la guerra. Senti, comunque, come finisce la storia? Come finisce? Finisce che la povera Briseide, che non è niente contenta, viene consegnata ad Agamennone, che solo da come è messo si capisce che è un po' prepotente, E il nostro Achille cosa fa? Va a piangere la mamma. Mamma, mi hanno portato via la mia schiava. E la mamma sta in acqua perché è una divinità marina. So, lei dice, guarda, va bene, vado da Zeus e vedo cosa si può fare per consolarlo. Quest'altra è la storia di Questa è l'Eneide. E naturalmente che cosa viene raccontato dell'Eneide, di tutte le possibilità? La storia di Cartagine, di quando Enea arriva a Cartagine, viene E ospitato da Didone, che i due si innamorano, però poi l'abbandona perché deve andare a fondare Roma. Esatto, deve un fare compito da fare. E Didone si uccide. si uccide. La storia della letteratura epica è fatta di tragedie e di guerre, dove le donne fanno sempre una brutta fine e dove gli uomini distruggono tutto, in tutte le epoche. Qui invece è Tasso, Gerusalemme liberata. È sempre una storia di un amore che finisce male, perché abbiamo la nostra maga che rapisce il bel soldato biondo di cui è innamorata, ma poi arriveranno gli amici a riscuoterlo dal suo sogno d'amore. Vedi questa lì con i fiorellini in mano, tutto preso, così gli dicono ma cosa fai qui abbracciato a questa donna? Tu devi venire con noi a fare la guerra. E anche in questo caso è una, vedi lei che disperatamente tende la mano per recuperare il suo amore, ma viene anche questa volta abbandonata. Insomma, un problema che si potrebbe riassumere semplicemente: fate l'amore e non la guerra. Mettete dei fiori nei vostri cannoni. Il problema è sempre quello. Se la gente è occupata a fare l'amore, probabilmente fa meno guerra. Fa meno guerre e magari fa più bambini, che sono troppo divertenti.